Il cammino verso la salute è un bagno aromatico quotidiano e un massaggio profumato, Ippocrate. Buongiorno a tutti, sono Fatima Mocci, operatore del benessere, e dai video di Veneto Globe e da Radio Conegliano tratto questa rubrica e oggi parleremo di un argomento che riguarda appunto i massaggi e il benessere. Abbiamo visto nelle puntate precedenti alcuni tipi di massaggi, ci torneremo ancora. Abbiamo parlato delle proprietà di ognuno prendendoli singolarmente, della storia, abbiamo detto l'importanza del massaggio sia per il benessere, ma non solo del corpo, anche della mente e dello spirito, quindi abbiamo spiegato anche il concetto di olismo e come tralasciare una parte essenziale del massaggio, almeno di un certo tipo di massaggio che è relativa alla tecnica. Quindi, come per la danza del vento i pennelli diventano gli strumenti per eseguire questo tipo di massaggio, o nel polinesiano lo shell massage le conchiglie fanno da protagoniste, oppure ancora nel bacio del benessere mi avvalgo delle coppette, c'è ancora quello col bambù, l'altro con le sfere cinesi, le pietre laviche, le campane tibetane per il massaggio sonoro, i sali per il massaggio esfoliante, l'argilla per gli impacchi, l'oro e le perle, la polvere d'oro e perle, il massaggio al cioccolato, quindi userò il cioccolato. Nel Vitalis Massa Resonance, ossia il Dorsalis, uso gli asciugamani e altri strumenti. C'è un elemento in quasi tutti i massaggi, quelli realizzati con la manipolazione, che è fondamentale e che spesso accompagna ed è indispensabile in alcuni, e sto parlando per esempio come il Vitalis Resonance, che è detto anche Dorsalis perché è il nome di un elemento e questo elemento è l'olio. Quindi è vero che alcuni non amano l'olio, però in quel caso si useranno delle creme che sostituiscono l'olio e che hanno le stesse proprietà, per esempio burro di karité o comunque delle creme apposite per massaggi che hanno le stesse proprietà degli oli. Le stesse proprietà perché l'olio non è mai usato a caso, quindi dipende dal soggetto, per cui olio o crema. Per esempio nell'Ayurveda ci sono degli oli differenti perché a seconda della tipologia del ricevente, perché in questa antica medicina indiana c'è una classificazione che differenzia le persone in base a determinate caratteristiche e dipende dal trattamento. Se io eseguo un Vitalis Massage Resonance, come ho detto, uso il Dorsalis, che altro non è che una particolare miscela di diversi oli. Dipende dall'obiettivo, perché nel caso di massaggio rilassante non userò qualcosa di particolarmente energizzante, e dipende dal malessere che si intende alleviare, perché dall'eventuale sintomatologia che intendiamo trattare, quindi deve essere idoneo allo scopo. Ma poi dipende anche dal tipo di pelle, dipende dalle allergie, dipende anche dalle preferenze, principalmente di chi riceve il massaggio, ma anche di chi lo fa. Quindi a ognuno il suo olio. Le mie clienti lo sanno bene perché io personalizzo, soprattutto se non è un massaggio unico, nel senso che se io devo fare un massaggio rilassante userò l'olio apposito, addizionato di oli essenziali particolari per quel massaggio, ed è quello. Se invece io devo fare ho una particolare esigenza, perché qualche cliente ha una particolare esigenza e non si tratterà di un massaggio unico, ma andremo a fare più volte i massaggi, avrà il suo olio personalizzato. L'olio base può essere una combinazione di diversi oli, ognuno con le sue caratteristiche che agiscono in sinergia. L'olio base veicola, trasporta sia il calore delle mani dell'operatore che i vari benefici degli oli essenziali e di cui è arricchito, e dell'olio stesso. Quindi favorisce lo scorrere delle mani, quindi lo scivolamento, rende la pelle morbida.
però è un vettore, quindi siccome è un vettore il consiglio principe è quello di usare dei prodotti naturali. Se noi useremo un olio naturale al 100% spremuto a freddo, eviteremo di usare, appunto, metterci addosso parabeni, profumi aggiunti, e evitiamo di rischiare di indebolire le caratteristiche e le proprietà dell'olio che usiamo. Quindi è meglio in questi casi evitare dei prodotti industriali. Vediamo alcune caratteristiche degli oli basi più comuni. Alcuni possono essere usati anche puri così, altri è meglio miscelarli tra loro proprio per avere una maggiore scorrevolezza, un giusto assorbimento, e considerando anche che i vari benefici agiranno in sinergia, vedremo qual è l'olio più adatto per. Molti oli sono ricchi di sali minerali e di vitamine. Allora, per esempio, abbiamo l'olio di mandorle dolci, che è quello anche più usato, se vogliamo, è un olio leggero, non grasso, ed è indicato per ogni tipo di pelle, però è particolarmente indicato per la pelle irritata, quindi per esempio va bene per i bambini. Conserva la giusta umidità della pelle perché è emolliente e quindi nutre la pelle secca e disidratata. È consigliato per le donne in gravidanza perché previene le smagliature, proprio perché la pelle in gravidanza ha determinate esigenze e quest'olio è molto morbido ed è molto anche nutriente. È lenitivo, quindi riduce il prurito associato a problemi di dermatite, per esempio. Addirittura nella medicina ayurvedica è usato come calmante per il sistema nervoso e può essere tranquillamente utilizzato puro, e siccome ha una presenza di antiossidante, proprio sua caratteristica, e che è superiore agli altri oli, inrancidisce meno facilmente, quindi dura più a lungo, perché questo è un altro aspetto da considerare. Abbiamo poi l'olio di jojoba, che è estratto dai semi di un arbusto californiano. È un sempreverde che cresce in ambienti aridi ed è uno degli rimedi più antichi a livello naturale. Contiene appunto tanti minerali, quindi rame, zinco, sodio e diversi complessi vitaminici. È altamente penetrante e ha proprietà antibatteriche. È indicato nel trattamento di acne ed esemi, è idratante, nutriente, emolliente. È un olio abbastanza costoso perché i semi vengono pressati per rilasciare questo liquido ceroso e hanno una resa del 50%. Quindi, però le caratteristiche chimiche di quest'olio sono quelle di una cera, però strutturalmente è simile alla componente grassa della pelle, mentre le proprietà fisiche assomigliano all'olio di balena. Una sua interessante azione è l'interazione con la componente sebacea della pelle, che va a decomporre lasciando liberi pori, per cui è come uno scrub naturale, senza fare lo scrub. Può essere utilizzato anche puro, è stabile, non irrancidisce, non si ossida, non volatizza, quindi può essere conservato a lungo. Ed è un ottimo olio vegetale, ed è un'ottima base per gli oli essenziali che fa appunto da veicolo. Poi abbiamo l'olio di cocco per le pelli ruvide secche, arrossate, è un rimedio rinfrescante e lenitivo, viene utilizzato come doposole anche sulla pelle dei bambini. Ha proprietà antibatteriche e antisettiche ed è antinfiammatorio. È utile per pulire la pelle, per cui è un ottimo detergente anche per togliere il trucco, e io ho scoperto che è eccezionale per le punture da insetto, fa proprio passare il prurito, l'ho provato. E ha la caratteristica di solidificarsi col freddo, però questo non ne altera la qualità. Poi abbiamo l'olio di girasole, che anche questo è un altro olio molto ricco di complessi vitaminici e di sali minerali. Ed è antiossidante ed è utile per tutte le problematiche cutanee ed è un immunostimolante, contiene anche l'omega 6 e il fosforo. Poi abbiamo l'olio di sesamo, che è usato fin dall'antichità, anche questo nella medicina ayurvedica, come olio terapeutico, ma anche in cosmesi è adatto ad ogni tipo di pelle. È ricco di sali minerali e vitamine anche l'olio di sesamo,
di aminoacidi e di lecitina, è utile in caso di psoriasi, è un antiossidante con proprietà antifugine, per cui è un lenitivo, è ammorbidente, disintossicante ed è riscaldante. Quindi è forse per questo che è efficace nei casi di artrite reumatoide, è sconsigliato sulla pelle irritata. È un tonico stimolante della circolazione cutanea ed è utile in caso di crampi muscolari, di disturbi della circolazione e ha una buona presenza di antiossidanti, quindi è un olio relativamente stabile, si conserva per lungo tempo anche questo. Poi abbiamo il germe di grano che ha capacità emollienti, che è utile contro le smagliature, è idratante, mantiene la pelle giovane ed elastica e la protegge con un sottile estratto idrolipidico. Ha un elevato contenuto di vitamina E, il germe di grano, il toccoferolo con un'azione antiossidante e per questo solitamente lo si aggiunge agli altri oli meno stabili, quindi è ricco di vitamine liposolubili e per le sue caratteristiche entra profondamente a livello cutaneo e quindi è utile nell'affaticamento muscolare e dovrebbe essere sempre incluso nelle miscele degli oli per gli sportivi. Poi abbiamo l'olio di vinaccioli, che è un olio ricavato dai semi dagli acini dell'uva ed è magro, molto leggero, contiene vitamina E, calcio, fosforo, acido linoleico, è rigenerante e ha proprietà emollienti, astringenti e antiossidanti e pare che abbia la capacità di ristrutturare il tessuto epidermico. È un olio adatto a tutti i tipi di pelle, però particolarmente consigliato per le pelli un po' avvizzite, stressate, non più toniche perché magari un po' non più giovani e ha la caratteristica di assorbirsi con facilità. Poi abbiamo uno dei miei preferiti che è l'olio di iperico. Quest'olio è un olio particolare perché per fare quest'olio si impiegano le sommità fiorite, questi fiorellini gialli dell'iperico che sono colte nel periodo del solstizio d'estate, il 24 giugno. Perché in quel periodo, che è il giorno di San Giovanni, infatti l'iperico è detta anche erba di San Giovanni, in quel periodo il fiore apre i suoi petali, proprio rilascia tutta la sua energia, diciamo. Questi fiorellini si aprono solo per pochi giorni e mostrano questi stami rossi. Vengono fatti macerare nell'olio di oliva, possibilmente, spremuto a freddo, naturale, e vengono lasciati al sole. Poi si ottiene quest'olio rosso, poi vengono filtrati, eccetera, eccetera. Si ottiene quest'olio rosso che è un olio rosso scuro che ha delle ottime proprietà per i massaggi, ma è un olio importante perché è lenitivo, è antinfiammatorio, va bene per le ferite, le abrasioni, le infiammazioni cutanee, per gli arrossamenti, ma anche per irritazioni e lesioni dei nervi. È chiamato l'olio delle mani perché per le screpolature è eccezionale e bisogna usare l'accortezza di non esporsi al sole dopo averlo messo, dopo averlo usato, nelle ore successive, insomma. E poi un altro degli oli miei preferiti è l'olio di calendula, perché questa pianta è una pianta semplice ma preziosissima e ha la caratteristica di ricostituire il tessuto cognitivo. In passato, durante la guerra, veniva usata per ferite ad arma da fuoco e per tutte le malattie della pelle, incluse le verruche, è lenitiva e cicatrizzante e antisettica. Poi abbiamo chiaramente l'olio d'oliva che è per la rigidità muscolare, per contrastare l'invecchiamento della pelle, abbiamo quello d'albicocca, l'olio di macadamia che è poco conosciuto ma è un olio preziosissimo perché è l'unico che contiene un acido presente anche nel sebo, che è l'acido palmitoleico, che ha un'affinità naturale con la cute e ha delle proprietà regolatrici, l'olio di macadamia, che agiscono sul sistema linfatico e circolatorio. È un emolliente adatto per pelli secche, non unge e viene assorbito. Poi abbiamo l'olio di avocado, è un sebo regolatore per eczemi, psoriasi, arrossature da pannolino addirittura. Arrossamenti, è particolarmente utile nel caso di disidratazione ed è un rigenerante anche questo della cute, l'olio di avocado. Poi insomma ne abbiamo tantissimi, abbiamo anche l'olio di nocciola, l'olio di noce. Questi oli che sono vettori per il massaggio possono venire a questi oli venire aggiunte delle gocce di oli essenziali
che non si possono usare così puri nella pelle, per cui però potenziano gli effetti dell'olio stesso e hanno altri effetti che agiscono in sinergia. Ricordiamo la menta e il rosmarino per la circolazione sanguigna, per il mal di testa per esempio, il rosmarino anche per l'affaticamento e nel trattamento della cellulite, l'eucalipto che ha proprietà adattative rinfrescante d'estate e riscaldanti d'inverno, ed è un antisettico naturale, addirittura è considerato l'antibiotico naturale, se messo sotto la pianta dei piedi pare che faccia abbassare anche la febbre. Abbiamo la lavanda che è un ottimo cicatrizzante, è un rilassante per antonomasia, è un ottimo cicatrizzante perché sulla pelle, ma deve essere chiaramente molto sì, puro, insomma deve essere buono, ammorbidisce dove ci sono anche le cicatrici, ammorbidisce il tessuto. Poi abbiamo la melissa che è calmante sia a livello fisico per i dolori che a livello mentale, perché affaticamento, nervosismo. Abbiamo il ginepro che è riscaldante per i dolori reumatici, la maggiorana e il cageput per le contratture muscolari. Poi abbiamo lo zenzero che è un antidolorifico. Insomma ci sarebbe molto da dire e tante erbe da nominare, però mi devo fermare perché il tempo è tiranno, però magari le vediamo in un'altra volta, in un'altra puntata più specificatamente. Il messaggio però che è importante, che volevo darvi e che volevo trasmettere, è che l'importanza degli oli, perché entrano a contatto con la pelle e quindi esaltano i benefici del massaggio e agiscono dove abbiamo bisogno per regolarizzare qualche alterazione in modo naturale. Io vi aspetto la prossima settimana con una nuova puntata, con un nuovo argomento eventualmente e vi aspetto anche nel mio studio per qualsiasi cosa, sono a disposizione al numero 345 812 0427. Un abbraccio virtuale a tutti da Fatima.